grazie a tutte e tutti voi, all'ordine che è anche il mio ordine, ma anche se non lo sapete è anche il mio ordine, oltre a una serie di altre cose. E approfitto anche per dire che il master parte quest'anno e può essere molto interessante anche come collaborazione, ma anche come presenza, anche perché diamo delle borse di studio. E sarà affascinante questo master, perché è uno dei pochi master, io insegno anche all'estero, è uno dei pochi master che raccoglie tutta una serie di sfaccettature della problematica dell'innovazione sociale, quindi del rapporto uomo-donna, tra cui una gran parte della violenza, ma poi andiamo anche a toccare temi fondamentali come quelli, per esempio, delle istituzioni, che qua io parlerò un po' di istituzioni, insomma, visto che io vivo in un'istituzione, ma mi occupo anche molto di territorio. Il primo incontro lo faremo sul bilancio di genere, che dovrebbe essere obbligatorio e che siamo non solo la terza università, la quarta che lo fa. A me è sfuggita Padova perché il mio direttore generale è andato a finire a Padova e ce l'ha messa tutta per scipparmi, insomma, il dominio nel Veneto di questa cosa qua. E poi tutta una serie di altre cose che moltissime regioni, moltissimi comuni, moltissimi ordini, moltissime associazioni, ambiti non fanno. E questo vi dice tutta sulla problematica di genere, non solo per l'Italia, anche per il mondo intero, per l'estero, perché è una problematica critica, la problematica di genere. Non è una cosa semplice di cui parlare. Cioè, parlare di genere e poi parlare anche di violenza non è un tema facile. Io insegno genere e formazione, anzi insegno generi e formazione, maschile, femminile e plurale. Ma quando io cito il pene o la vagina o l'omosessualità, tutti un po' di miei studentini o studentesse ridono anche. Eppure quando ho fatto un corso sull'autobiografia di genere e sulla violenza, il 50% dei miei allievi hanno subito violenza, di 30% familiare, 35% familiare, 15% esterna, tra cui la scuola, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, attenzione, perché noi siamo qui che parliamo fra professionisti, ma questo è un luogo meta sulla questione di genere e della violenza, il vero luogo di parola in cui bisogna nominarla e discuterla è il quotidiano di tutti i giorni. È quando tu ti alzi al mattino e hai un atteggiamento diverso con tuo figlio o tua figlia, quando esci hai un atteggiamento diverso con l'uomo, l'operaio o la ragazza che ti vende il pane, e quindi è, come si dice, l'attenzione sul genere, sulla violenza è trasversale, prima di tutto, ci tocca a tutti. Ma ci tocca a tutti differentemente. Infatti io prenderò molte delle cose che hanno detto loro perché le condivido, in particolare una serie di cose che ha detto Giuliana, perché abbiamo anche quasi quasi la stessa formazione per certi versi, viste le citazioni, però voglio dire, ci sono anche delle cose che vorrei dire a partire anche dagli studi, ma anche e soprattutto dal trattamento che io faccio rispetto a queste tematiche. E tenete presente che, essendo, come si dice, trasversale, generalizzabile, non è che sia proprietà degli umanisti, è proprietà di tutta la scienza, compresi i scientifici, perché se voi pensate che noi, anche in psicologia, siamo stati formati, ma anche io in pedagogia, in linguistica, siamo stati formati, come si dice, a una cultura di rispetto delle differenze, voglio dire, non voglio dire della differenza di genere, voglio dire delle differenze, non è vero, perché le nostre culture sono monotematiche e sono, come si dice, vabbè, io uso la parola patriarcale, ma non sono solo patriarcali, hanno una struttura, come si dice, fondamentalista. Freud è stato quello che ci ha sanzionato il fallo, quindi è inutile che andiamo lì a discutere. Siamo capaci di parlare di violenza di genere, maltrattanti e maltrattate, e anche maltrattati se volete. Io tratto anche il maltrattamento maschile, per cui non solo il maltrattante, che è il mio focus principale sulla quale io anche scrivo.
Siamo veramente convinti di avere la preparazione adeguata dal punto di vista semplicemente linguistico, ma di sguardi, di osservazione, di contatti rispetto, come si dice, noi professionisti anche, non solo noi quotidiani, genitori, familiari, persone normali che girano, soggetti, come dice Giuliana. Siamo veramente convinti di usare, come si dice, sguardi, terminologie che ci permettono di andare oltre, se volete, questa sistematica violenza di genere, che è la peggiore anche delle altre violenze, che è la peggiore della guerra, che è la peggiore di tutti, che mette in crisi non solo la donna in sé, la vittima e il cosiddetto maltrattante, che mette in crisi la relazione, perché finché non saremo tutti bionici o tutti cyborg, noi siamo ancora dentro una relazione abbastanza uomo-donna, uomini o altre tipologie di sesso, compresa la dimensione omosessuale o lesbica, perché anche i due quasi sempre, come si dice, come i neuroni a specchio, vivono la stessa condizione relazionale, uno fa l'uomo e uno fa la donna. Quindi attenzione a come ragioniamo su questo. Primo punto, quindi, è di tutti, è il linguaggio quotidiano che noi dobbiamo modificare. Vi dico semplicemente un esempio successo a me l'altro giorno con un mio collega con il quale stiamo facendo una serie di convegni. Io, come si dice, gli stavo dicendo che volevo far intervenire altre persone. Io dirigo un centro sui diritti umani, lui partecipa a questo centro, volevo far partecipare non solo noi 3 gatti del direttivo a fare queste cose, devono partecipare più persone su queste cose. A un certo punto mi fa: ma non farmi arrabbiare. Cioè, voglio dire, io non lascio passare una frase del genere, ma non lascio passare neanche un cazzetto che trovo a casa, perché è proprio il quotidiano che ci dice esattamente come sta la relazione fra maschile, femminile e alterità. Come stanno anche le relazioni fra i professionisti, perché se noi pensiamo che noi professionisti siamo più bravi della gente normale perché siamo più pari, non è vero niente. L'università è una delle più misogine in assoluto. Non dico gli ordini, perché io faccio parte degli ordini, sto zitta per i miei ordini, ma di altri ordini. Va bene l'ordine dei servizi sociali, che sono tutte donne, dove sta la mia amica? Vabbè, capito? Però voglio dire, avvocati, scusatemi, notai, io lavoro con un sacco di ordini, commercialisti, per favore, politici, istituzionali, capi ufficio, dirigenti, direttori, assessori, no, per favore. Cioè, dove sta la relazione, come si dice, che contribuisce, come si dice, a un benessere personale, interpersonale, sociale. Per cui il problema di genere lo dobbiamo assumere tutti i giorni. E io non ho detto che bisogna fare come ho fatto io, che ho violentato il mio povero collega, che poi alla fine è andato in crisi, eccetera, eccetera. Però ci vuole poco. Ma gli ho detto semplicemente che, ho detto una brutta parola, è meglio che non la dico, insomma. No, non ho detto non permetterti perché avevo io il ruolo, perché non me ne frega niente di queste cose, io sono anzi il contrario di questo. Gli ho detto semplicemente che se questo è l'atteggiamento che lui ha, e siccome lui ha famiglia, figli, lui ha un atteggiamento un po' particolare, perché è anche uno timido, riservato, che parla anche lentamente, che stufa anche, quindi sembrerebbe un buono, un angelo, voglio dire. No, ma non permetto neanche ai miei colleghi. Quando io ho messo il corso generi e formazione all'università, i miei filosofi con l'occhio così, come per dire, oddio, arriva la Padoan, cosa ci dirà? Ma però, come per dire, noi filosofi siamo superiori a queste cose. Se poi pensiamo che loro filosofi sono proprio dei soggetti più misogini possibili immaginabili, tenete presente, insomma, cosa vuol dire. E invece la felicità che ho io adesso è che io ho un sacco di studenti, non solo di aree sociali, letterarie, linguistiche, ma un sacco di studenti che vengono da filosofia. Ho detto speriamo che il mondo cambi, che quindi qualcosa possa cambiare. E aiutandosi con tutta una serie di forme. Ma detto questo, superando questo primo impasse, la cosa quindi più importante è il quotidiano sul quale lavorare. Per cui noi professionisti non siamo i primi, come è stato detto stamattina, sul quale dobbiamo occuparci. Non siamo noi fondamentali, mi dispiace tanto. Fondamentali sono le persone, sono gli uomini, le donne, le alterità. Fondamentali sono loro, che hanno bisogno, come si dice, di una rivoluzione, altro che copernicana, per modificare, come si dice,
la loro soggettività, per modificare e capire come si formano le loro rappresentazioni, ma non dopo un trattamento che facciamo noi psicologico, come si formano le loro rappresentazioni personali di soggetto e sociale, diceva anche Giuliana, come si formano nella costruzione della loro esistenza. Noi professionisti dobbiamo avere veramente il terzo occhio. Cioè una psicologa non può avere conoscenze sul linguaggio, non può avere conoscenze per esempio sulla medicina, non può avere conoscenze sull'avvocatura, eccetera, eccetera, perché sa che per poter trattare, come si dice, le normalità che arrivano, o i gruppi che arrivano che sono normalità, ha un background che non può essere soltanto settoriale, deve essere specialistico da un lato perché ha una sua specificità, ma deve essere interdisciplinare, compresa le materie scientifiche, perché le materie scientifiche hanno sanzionato che cosa? Attraverso la razionalità hanno sanzionato il dominio del maschile fondamentalmente, perché scusate, lo dicono tutti anche i pedagogisti, i psicologi, il dominio cognitivo, logico, formale è del maschile. E basta vedere le studentesse cosa scelgono, che lavori scelgono, che si tirano indietro anche nel far politica. Il dominio della logica, della razionalità, che è il dominio con il quale l'economia mondiale va avanti, con il quale anche la complessità si scontra, perché è molto forte il dominio del razionale, è un dominio che è ancora maschile. E finché noi non entriamo in merito a discutere il dominio della razionalità rispetto ai corpi, direbbe Agamben, un grande filosofo, rispetto alla nuda vita dei corpi, perché le donne invece sono portatori dell'analogia, del non razionale per eccellenza, e finché le donne non si rendono conto che sono anche loro dentro, come si dice, in una setta di un certo tipo, gli uomini in una setta di un altro tipo, noi non riusciamo a trovare soluzioni, perché la violenza è endemica, cioè voglio dire, la violenza è dappertutto, è trasversale, è storica anche, oggi però è inedita. E l'essere inedito di questa violenza oggi ha tante sfaccettature, cioè perché un uomo fa violenza, io non te lo saprei dire, mi hanno raccontato 300.000 cose diverse, la madre, il padre, i figli, la donna, il lavoro, ti raccontano 100.000 storie, ma la donna non lo sa questo. La donna intanto sa poco dell'uomo, perché l'uomo non dice. L'uomo è dentro, ha un'interiorità che ha chiuso nel profondo della sua interiorità un mondo immaginario, dice un antropologo che si chiama Magli, che non c'entra niente col mondo del reale. Guardate che il mondo del reale è il mondo più vicino alla donna, perché è la donna che si occupa quasi di tutte le cose reali. L'uomo si occupa della tecnica fondamentalmente. E è reale anche la tecnica, ma la tecnica è al di là del quotidiano, è come una sovrastruttura. Lui è bravissimo nelle banche, nelle istituzioni, nelle cose tecniche, nelle macchine, eccetera, eccetera, ma il quotidiano, che è entrare in relazione con la pluridimensionalità della vita, non è capace. Prova tu a lasciare un uomo con un bambino solo anche appena nato, eccetera, eccetera, che poi... Oggi il mio collega mi ha detto, ieri il mio collega mi fa, però io in bagno non vado a cambiarlo perché non ce la faccio a reggere la puzza. Sì, esatto, della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Esatto. Ecco, quello che voglio sottolineare, quindi attenzione, perché poi voglio dire 2 o 3 cose sull'uomo in specifico. Allora, l'inedito oggi della situazione, che al di là della questione uomo-donne di genere vi sono, come si dice, altre stanze sulla quale bisogna che noi andiamo a pescare se vogliamo lavorare su queste persone. Allora, una stanza sulla quale andare a pescare è: oggi la complessità della vita ha reso la vita più precaria. Il precariato della vita, non dico precariato solo del lavoro, c'è anche il lavoro dentro, ma anche gli affetti, anche il costituito familiare. Questo precariato della vita, dell'esistenza, questa fragilità, questa intermittenza, questa paradossalità della vita mette l'uomo in crisi. Perché? Per il suo costituito profondo è un costituito, come si dice, mononucleare, se volete. Si è costruito in sé perché è portatore di un ruolo, di una simbologia, di una dimensione che gli è stata tramandata dalla madre, da chi per esso, dalla società, soprattutto dalla politica.
Questo è un primo dato. La precarietà della vita rende maggiore la violenza e diversa. Secondo, c'è un cambiamento radicale dalla violenza precedente a quella di oggi. La violenza precedente era in qualche modo tutelata, contenuta da che cosa? Dalle grandi famiglie e dalle istituzioni protettive, l'industria, la fabbrica, la politica, le associazioni. No, non più oggi. Oggi la violenza è tutta in carico alle singole persone, ai singoli soggetti, in famiglie disastrate, separate, unite, figli da una parte, la gente non sa che cosa pensa il figlio, la moglie, l'amico, eccetera. Noi siamo dentro quindi a una struttura, anche se volete, di vita familiare che crea altre tipologie di violenze, non più la stessa violenza che prima era standardizzata e definita in maniera istituzionale. Oggi la violenza è anche singola, se volete, e riguarda molto di più quindi le soggettività delle persone, ma non solo quella dei maschi, quella delle donne, perché giustamente Bourdieu lo dice, le donne hanno contribuito a mantenere la maschilità come maschilismo, a mantenere questa struttura maschile potente. Hanno molto contribuito, secondo me continuano a contribuire. Anche quelle che si dicono le più brave, le migliori, comprese le femministe, sì, le mie amiche anche volendo, comprese tutta questa serie di persone. Quindi se noi vogliamo trattare esattamente, dobbiamo andarci a studiare molto meglio la difficoltà che oggi coinvolge questa struttura di violenza che è diventata diffusa oggi, che va dalle parole al bullismo, alla relazione uomo-donna, alla relazione di poteri. Basta pensare, non fidatevi delle istituzioni su questo e neanche fidatevi della legislazione. Perché la legislazione, le norme cosa fanno? Le norme definiscono, come si dice, alcuni criteri, ma la vita sfugge a questi criteri. Il fatto che anche prima l'onorevole diceva che finito la tutela carceraria, poi alla fine tutti se ne vanno e la donna tranquillamente rimane sola come un cane, significa che non c'è, come si dice, una capacità neanche della norma di creare, come si dice, una contenenza che evolva, modifichi, cambi, come si dice, ma tenga presente che la dinamica della violenza non è una dinamica semplicemente che si cura o si sostiene. La dinamica della violenza è soprattutto, qui finisco, una dinamica educativa, formativa dalla base sulla quale tutti noi dobbiamo concorrere a partire dalle nostre differenze.